Don Mario, ieri sera un'assemblea di tanti cittadini a Fontanelle perché avete deciso di fare una manifestazione per l'acqua il prossimo 2 agosto, venerdì. Sì, l'ennesima manifestazione, e ci auguriamo che ai 2000 della prima manifestazione si possano aggiungere il resto dei cittadini che vivono il disagio e magari gli altri per solidarietà a quelli che in questi giorni hanno turni che non sono normali, 20 giorni, 26 giorni. Personalmente sono ad oggi al 38esimo giorno senza acqua, e siccome questa non è una situazione da società civile né da capitale della cultura, mi auguro che davvero si possa capire che senza acqua non si può vivere. E l'appello non è soltanto a coloro che hanno dei disagi e rimangono dietro le quinte, l'appello è perché ogni cittadino manifesti il proprio diritto ad avere l'acqua, perché qui è andato a finire che chi ha il diritto e lo grida perché non è tutelato viene eventualmente minacciato perché sta gridando un diritto non tutelato, e non è una cosa possibile. C'è stata una sensibilizzazione da parte di tanti cittadini, ma anche tante manifestazioni che voi avete fatto. Ricordiamo la protesta del 2 giugno, siete andati al comune, una delegazione è andata durante il consiglio comunale, insomma, però i risultati sono pochi. I risultati non sono, diciamo, sufficienti ad affrontare la crisi che continua a caratterizzare la vita di tantissime famiglie della città. Ieri al Quadrivio hanno dato l'acqua solo per un'ora e poi l'hanno ridata per un'altra ora a distanza di 2 ore, ma non è arrivata a riempire nemmeno le cisterne o i recipienti di tante famiglie. Qui l'ordinario è che ci siano dei turni equanimi per tutti i quartieri della città e con una durata sufficiente perché assicuri almeno riempire le cisterne. Alfonso, parliamo di questa manifestazione. Ieri sera c'è stata un'ampia partecipazione. Ecco, come si svolgerà da un punto di vista pratico l'evento? La manifestazione consisterà in un corteo che partirà il 2 agosto da Piazza Cavour e poi si dirigerà qui davanti alla prefettura, dove verrà letto un documento che successivamente sarà consegnato al prefetto. E mi preme dire che questa manifestazione è stata fortemente voluta da tantissimi cittadini che da settimane ci chiedono insistentemente di organizzare altre mobilitazioni, perché ormai la situazione è al collasso. Insomma, tutti parlano di milioni di euro, anche Salvini ieri alla Camera, la Regione, però all'atto pratico purtroppo ancora non c'è stato nessun miglioramento. Cioè a noi ci avevano promesso che sarebbero iniziati i lavori al dissalatore di Porto Empedocle, ma ancora non è stato fatto nulla. Stessa cosa per i pozzi, ci avevano annunciato che entro qualche settimana sarebbero stati collegati diversi pozzi alla rete idrica, ma già sono passati quasi 2 mesi dall'ultima manifestazione e non è migliorato nulla. Poi per quanto riguarda la rete idrica, anche se i lavori richiederanno degli anni, bisogna iniziare. E ancora parlano di fondi, snocciolano delle cifre, ma concretamente non è stata fatta nemmeno la gara d'appalto. Si ha l'impressione che si aspetti che il tempo rinfreschi, magari piove e così tutto si annacqua, il problema, diciamo, non viene naturalmente risolto. Lei ha questa impressione? Assolutamente sì, in pratica non è un'impressione, per me è una certezza, cioè sentire sempre gli stessi discorsi di parolai che vengono a raccontarci che ci sono finanziamenti da una parte e dall'altra. Addirittura ho sentito anche il presidente dell'AICA dichiarare su Rai 3 in un servizio che entro il 10 di agosto, quindi fra poco, ci saranno 100 litri al secondo in più che serviranno a mitigare sì, il pozzo di Sciacca, che verrà a mitigare la situazione precaria, e addirittura che ha in mano 38 milioni di euro di finanziamento della regione. Questo io sinceramente non l'avevo sentito, e che a ottobre, se non ricordo male, ha detto che partiranno i primi cantieri. E da qui a ottobre che facciamo? Continuiamo a sentire che l'autobotte viene mandata a Giardina Gallotte e vedere le persone in fila con la carriola a prendersi l'acqua
è veramente deprimente. Da qui a ottobre aspettiamo che piova. Aspettiamo, faremo la danza della pioggia.